I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI. TGR, giornale radio della Lombardia. Umberto Bossi è morto a Varese, aveva 84 anni, nel 1984 fondò la Lega Lombarda, per decenni figura chiave nella politica italiana. Vincenzo Dongellini non risponde alle domande del pubblico ministero, presidio degli amici davanti alla casa di Bergamo in cui ha ucciso la moglie Valentina Sarto. L'alleanza tra mafie in Lombardia esiste, al processo Idra i verbali del boss Gioacchino Amico che ha scelto di collaborare con la giustizia. È venerdì 20 marzo, Santa Claudia, equinozio di primavera. Buongiorno da Milano, un cordiale saluto da Alberto Barbagallo che cura questa prima edizione del Gazzettino Padano con l'assistenza tecnica di Lorenzo 40 e Davide Tenti. Prima delle altre notizie le informazioni di servizio sulla viabilità con Giulio Cipolliti di Radio Traffic. Buon venerdì mattina a tutti gli ascoltatori. Traffico in aumento in questi minuti lungo le strade della nostra regione per i consueti spostamenti verso i grandi centri urbani. Vi informiamo che sulla A4 Milano-Brescia il tratto compreso tra Monza e Cormano in direzione Torino rimarrà chiuso per lavori dalle ore 23 di stasera alle ore 6 di domani 21 marzo. Sempre per lavori sulla 1 Milano-Napoli l'entrata di Bassolo di Giano rimarrà chiusa in entrambi i sensi di marcia dalle ore 21 di stasera alle ore 5 di domani mattina. Per il momento è tutto, buon viaggio. E allora alziamo gli occhi al cielo di Lombardia con le previsioni del tempo dal Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori, Paolo Valisa. Ancora per oggi alta pressione, nel fine settimana arriveranno però nuvole sul nord Italia spinte da una bassa pressione sull'Europa orientale, quindi le previsioni per oggi soleggiato con passaggi nuvolosi dal tardo pomeriggio e in serata a partire da Alpi e Prealpi comunque asciutto, le minime tra 3 e 6 gradi, massime tra 14 e 17, sulle Alpi zero termico a 1500 metri. Domani sabato nuvolosità irregolare ma in parte soleggiato soprattutto al mattino, poi nel pomeriggio aumento della nuvolosità a partire dalla Lombardia orientale e qualche pioggia più probabile in serata e nella notte. Domenica cielo coperto con pioggia al mattino per lo più verso il Piemonte e sui rilievi con neve oltre i 1000 metri, poche gocce invece o anche asciutto sulla pianura lombarda. Nel pomeriggio nuvolosità più variabile, massime in calo verso i 10-12 gradi, ventilato da sud-est. A tutti auguro una buona giornata e un buon fine settimana. Il Gazzettino Padano. È morto Umberto Bossi, 84 anni, fondatore della Lega Lombarda, poi Lega Nord. Il senatur era ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Circolo di Varese, Cordoglio, nel paese di Gemonio, dove Bossi abitava con la famiglia. Sulla recinzione della casa di Gemonio, dove Umberto Bossi ha vissuto dalla fine degli anni '80 fino alla sua morte, nella notte è comparso uno striscione che dice «Saremo per sempre i tuoi giovani padani». Un ultimo omaggio al fondatore della Lega Nord che si è spento ieri sera all'ospedale di Circolo di Varese, dove era arrivato il giorno prima, accompagnato dai suoi familiari, con dolori diffusi e problemi respiratori. Era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardiologica. Da molti anni le sue condizioni di salute non erano più buone, uno dei motivi per cui le sue apparizioni pubbliche si erano diradate. Dopo il decesso la salma è stata portata qui, nella stessa casa che per molto tempo è stata il suo quartiere generale, luogo di incontri e riunioni con ministri e personalità importanti. Bossi aveva 84 anni e nel 2022 era stato rieletto alla Camera dei Deputati. Tante le manifestazioni di cordoglio arrivate in queste ore. Per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'Italia perde un sincero democratico. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricordato invece il suo supporto fondamentale al primo centrodestra. Da Gemonio Marco Signorelli, TGR Lombardia. Umberto Bossi era nato a Cassano Magnago nel 1941, nel 1984 fondò la Lega Lombarda, detto senatur da quando nel 1987 fu il primo leghista eletto a Palazzo Madama. La Lega è la forza politica che ha spazzato via il vecchio regime. Delle 1000 parole che raccontano la vita di Umberto Bossi, ministro, leader politico, fondatore della Lega, ce ne sono alcune da sottolineare in rosso. La prima è autonomia, quella voglia di rendere, diceva,
Libero il Nord. Il nostro paese, una vera e propria guerra, come di solito la definisco, tra Padania e Roma padrona. Altra parola, amicizia, termine che usa per poche persone, pur tra alti e bassi, pur con litigi accesi. Una è Roberto Maroni. Con lui fonda nell'82 la Lega Autonomista Lombarda, che nell'84 diventa Lega Lombarda e poi Lega Nord. Alle politiche del 92 viene eletto deputato con 240.000 preferenze. Nel 94 l'alleanza con Silvio Berlusconi, altro che definisce amico. Lotteremmo comunque dall'interno del governo, forza di lotta e di governo. Altro termine chiave, malattia. L'11 marzo 2004 viene colpito da ictus e ricoverato in gravissime condizioni. I processi, dall'affare Enimont per finanziamento illecito agli scontri di via Bellerio nel 96. Ma quello che cambia il destino di Umberto Bossi è la questione dei rimborsi elettorali e dei fondi del partito. Il caso scoppia nel 2012 e lo vedrà poi condannato a Genova per truffa ai danni dello Stato, mentre la Corte d'Appello disporrà in un luogo a procedere per appropriazione indebita perché la Lega non presenterà querela contro di lui. In ogni caso, Bossi si dimette da segretario. Pian piano è la Lega a cambiare pelle. Andrea Silla, TGR Lombardia. La cronaca ci riporta alle indagini sul femminicidio di Bergamo. Vincenzo Dongellini si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del pubblico ministero. Ieri presidio davanti alla casa in cui ha ucciso la moglie Valentina Sarto. Valentina Sarto è stata uccisa l'altro ieri dal marito Vincenzo Dongellini con 6 coltellate al collo e alla schiena nella loro casa di Bergamo. Vincenzo era diventato geloso e controllante. Lei gli aveva confessato che frequentava un altro. Dongellini ora è in carcere. Al PM non ha voluto dire nulla. Ha parlato solo con la sua avvocata d'ufficio che lo descrive come confuso. Da chiarire il presunto tentativo di suicidio. Racconta un'amica che c'erano già state delle violenze. Pochi giorni fa ho visto che aveva un braccio fasciato. Gli ho chiesto: cosa è successo, Valentina? Sono caduta. Dico: come caduta? L'uomo che frequentava l'aveva accompagnata dai carabinieri, ma non c'era stata una denuncia. La mamma di Valentina Sarto, Lia, scrive sui social: non ti ho saputa proteggere da lui. In tanti si sono trovati davanti alla villetta di Bergamo per un sit-in silenzioso. C'era anche una vicina di casa. Ci fumavamo assieme una sigaretta tranquillamente qui e poi salivo io sopra, ma non mi hanno mai, non me ne sono mai accorta di niente, perché se no non penso che avrei fatto qualcosa, insomma, non sono umana. Negli ultimi 2 anni, denunciano le associazioni, a Bergamo c'è stato un femminicidio ogni 4 mesi. Roberto Rotondo, TGR Lombardia. L'alleanza tra mafia in Lombardia esiste. Al processo Idra i verbali del boss Gioacchino Amico, che ha scelto di collaborare con la giustizia. L'alleanza per fare affari in Lombardia fra Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra esiste dal 2019. Parola del boss della Camorra Gioacchino Amico, fra i 45 imputati nel maxi processo Idra, diventato collaboratore di giustizia, come è emerso a sorpresa oggi nel maxi processo con rito ordinario che vede imputati 45 fra presunti boss e affiliati. Amico racconta di essersi pentito per tutelare se stesso, la propria famiglia e i magistrati dell'inchiesta Idra ai quali è stata rafforzata la scorta. Avrebbe elencato i nomi di politici locali e nazionali, di esponenti delle forze dell'ordine collusi, come ha fatto Bernardo Pace, affiliato a Cosa Nostra, anche lui pentito, morto suicida 3 giorni fa nel carcere di Torino. Temeva per la sua vita, una morte sospetta su cui indagano i magistrati torinesi. Pace, condannato a 14 anni, ha parlato degli incontri a Milano nello studio di un avvocato fra il capo di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, e il cugino Paolo Errante Parrino, 78 anni, residente ad Abbiategrasso. In collegamento dal carcere di Spoleto al 41 bis, Parrino per la DDA era ai vertici del sistema mafioso lombardo. Fra le parti civili, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano e Libera. Elena Scarrone, TGR Lombardia. Lo sport. Giuseppe Marotta smentisce l'ipotesi di un derby fra Inter e Milan per NBA Europe, un derby tra Redbird e Oak-Tree per costruire una franchigia a Milano per NBA Europe, la nuova lega che l'associazione americana di basket vuole lanciare nel vecchio continente dopo il 2027, è pura ipotesi, ha detto Giuseppe Marotta. L'edicola, rassegna stampa. Tutti i giornali di oggi danno grande risalto alla notizia della morte di Umberto Bossi. Sulla prima pagina del Corriere della Sera: addio a Bossi, il senatur che fondò la Lega Nord. Nel dorso milanese il condottiero padano che spinse il Nord ad alzare la voce. La Prealpina ha un titolo a tutta pagina che sovrasta una grande foto di Bossi: addio guerriero, e il commento del direttore Silvestro Pascarella: con lui muore il sogno del Nord.
La Repubblica in prima: addio a Bossi, il senatur che inventò la Lega Nord, morto a 84 anni a Varese, ha travolto regole e linguaggio della politica, l'alleanza con Berlusconi e i dissensi con Salvini. Il Giornale titola: addio Leone del Nord, dal federalismo al governo con Berlusconi, se ne va un rivoluzionario anticonformista. Per il Giornale di Brescia ora ascoltiamo il vice direttore Giorgio Bardaglio. Una prima pagina, quella del Giornale di Brescia, il cui palco principale è riservato ovviamente all'addio a Umberto Bossi, con 2 pagine interne dedicate al politico che proprio in queste zone seppe trovare radice per il proprio movimento. Il resto, al netto delle conseguenze economiche del conflitto nel Golfo, riguarda il treno a idrogeno, il cui polo in città slitta ulteriormente al 2028, con tanto di diatriba tra Ministero per l'Ambiente ed enti locali. E proprio in tema di trasporti spazio anche una bella storia, il racconto di chi 80 anni fa portò la Vespa, il mitico scooter, proprio qui nel Bresciano. Grazie a Giorgio Bardaglio del Giornale di Brescia. Anche la provincia di Como titola su Bossi, ma c'è un altro addio, quello a Michael Artono, uno dei 2 fratelli indonesiani che nell'aprile 2019 hanno comprato il Calcio Como. Il femminicidio di Bergamo sulla prima pagina dell'Eco, le amiche noi preoccupate ma lei non voleva andarsene, e anche sul dorso bergamasco del Corriere: ha ucciso mia figlia, deve pagare, la madre di Valentina dice, le dicevo di venire via. Il Giorno Metropoli torna sul deragliamento del tram a Milano, 12 secondi tra telefonata e schianto, l'ultima chiamata del conducente del 9 interrotta poco prima del deragliamento, ma il malore non è escluso. Ancora sul dorso locale del giorno l'intitolazione di una via di Milano a Giuseppe Pinelli. La memoria condivisa, il titolo e il ricordo delle figlie del ferroviere anarchico alla cerimonia nel suo quartiere di San Siro. Sulla provincia pavese, esce dal lavoro e viene travolta, mamma di 3 figli, muore a 57 anni, investita nell'Alessandrino. Infine una buona notizia sulla provincia di Lecco, riapre Villa Manzoni, nuovo museo a fine 2027, ad aprile visite gratuite per scuole e cittadini, pronto anche il parco. Il Gazzettino Padano torna alle 12:10, a tutti voi grazie per l'attenzione e il cordiale augurio di una giornata serena. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio della Lombardia. Radio 1, un mondo da sentire. Una finestra è una finestra.